Il Golf Club Udine nasce nel 1972, ha quindi 45 anni di vita ed è situato a Fagagna, quindi a circa 10 minuti di macchina da Udine e dalle uscite autostradali. Il percorso è formato da 18 buche ed è un par 72. Caratteristiche del percorso sono le numerose discese e salite che ci sono, essendo un campo collinare, e i numerosi alberi presenti sul percorso, molti di questi secolari. Il nuovo presidente ha portato molte innovazioni all'interno del club e, oltre ad aver sistemato il campo pratica, la clubhouse, adesso anche il campo è completamente nuovo. Questo è uno dei motivi principali per cui consiglierei di venire a giocare da noi, perché è un campo sì storico ma che ha cambiato proprio faccia negli ultimi anni. Da 5 anni a questa parte noi abbiamo ottenuto 2 certificazioni europee di manutenzione ecosostenibile, tanto che negli ultimi 5 anni non è stato usato nessun prodotto fitosanitario. La buca 2 è quella che nell'anno 2015-2016 non ha, durante le gare, ricevuto nessun birdie. Birdie significa appunto un colpo in meno del par di quella buca lì. Come dire, è comunque sempre una bella sfida. Appena modificata la buca 6, tutta da scoprire, con un green molto in alto rispetto alla landing area del primo colpo, e la buca 16 che comunque ha un dislivello di 14,5 metri, buca molto lunga di 505 metri, che va affrontata con delicatezza perché poi tra l'altro è molto stretta negli ultimi 250 metri. Qui al Golf Club Udine è possibile anche utilizzare un'Academy con tutte le ultime innovazioni riguardanti la tecnologia per lo studio del proprio swing e quindi per migliorare il proprio swing. È possibile anche analizzare e regolare i bastoni a misura di ogni giocatore. Noi siamo aperti 365 giorni l'anno, quindi non abbiamo nessun giorno di chiusura, e la nostra stagione per quello che riguarda invece le gare è la primavera e l'autunno soprattutto. Siamo riusciti ad avere anche delle importanti gare, anche di professionisti. Tra le gare che ospitiamo per importanza, la prima che mi viene in mente è l'Italian Senior Open, una gara professionistica gestita dall'European Tour. Oltre a questo ospitiamo anche la tappa annuale dell'Alps Tour. Vicino alla clubhouse del Circolo sorge il Villa Verde Resort. Non è un semplice resort, ma bensì una struttura dove possiamo trovare una piscina interna e esterna, quindi con tutta una zona wellness e spa, con una palestra dove si può anche migliorare la propria prestazione fisica per il golf, un centro medico e una sala convegni.